Un dovere cristiano l'accoglienza dei profughi. Ne è convinto anche il governatore Zaia, fatto salvo che gran parte dei migranti che sbarcano sulle nostre coste come richiedenti asilo, profughi non sono, dice il presidente della regione. Commentando la lettera dei vescovi trevigiani che hanno richiamato la politica alle proprie responsabilità, Zaia cita a sua volta il Vangelo e non risparmia una stoccata alla Chiesa. E mi verrebbe da rispondere come si dice, no? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. I vescovi, che io rispetto, sono cattolico, capisco perché nel Vangelo si predica ovviamente la compassione, la solidarietà, l'aiutare chi è in difficoltà, ma invece i cittadini hanno capito che molti di questi che aiutiamo non sono in difficoltà, perché 2 su 3 non sono profughi. Comunque chi è senza peccato scagli la prima pietra. I vescovi hanno dato tutto quello che potevano dare, i seminari sono tutti pieni, gli edifici che hanno i vescovi sono tutti pieni e non sono utilizzabili. Bah, non glielo so dire. A Zaia risponde a sua volta il sindaco di Treviso Manildo. Si fa scivolare addosso la questione come se non lo riguardasse, attacca. Il suo modo di porsi di fronte al problema non è affatto quello di prendersi cura dei cittadini e cercare di dare risposta alle loro esigenze, ma solo rimandare il problema di un altro giorno. Manildo torna a rilanciare l'accoglienza diffusa. Se ognuno fa la propria parte, il tema lo possiamo affrontare e risolvere senza creare allarmismi e disagi ai cittadini.